Stiamo parlando di 500 persone. Allora, siamo tornati in onda. Allora. Volevo, un attimo solo per cortesia, siamo in onda. Sì, mi doveva intervenire come... No, il ragionamento che vorrei fare, al di là Cittadino. dei numeri, è un ragionamento, come dire, di sostanza. Il problema non è se sono clandestini o non sono clandestini, quanti sono, il problema è cosa fanno. Perché se noi pensiamo, al di là di risolvere i problemi nell'Africa, che voglio dire è un tema europeo se non globale, mondiale, perché finché l'Africa avrà i suoi problemi noi avremo i flussi di emigrazione importanti, importantissimi e gravi. Il tema vero è che cosa possiamo fare per evitare che l'integrazione diventi un problema. E si parte principalmente, sotto il mio punto di vista, dalle questioni emergenziali. La prima emergenza che abbiamo nei confronti degli extracomunitari è l'emergenza delinquenza. Cioè, voglio dire, noi, e il problema è nostro, non è loro, non abbiamo un legislatore capace di togliere dalla società italiana quei soggetti stranieri che non meritano di stare. E quindi io penso ai sindaci che si confrontano tutti i giorni, ma ai prefetti piuttosto che alle forze dell'ordine, che si confrontano in maniera durissima con delle realtà delinquenziali che, voglio dire, chiedono solo una cosa: uno strumento normativo, degli accordi bilaterali con le principali, come dire, nazioni, che sono 6 poi, certo. Sono l'Egitto, il Marocco, la Tunisia, l'Albania e la Romania, sono 5-6, sono 5-6. Porto della Romania dopo... No, ma è questo, noi, allora, il 36% dei carcerati, della popolazione carceraria, è extracomunitaria. Di questo 36%, il 90% ha questi passaporti. Allora, voglio dire, siccome il tema è, vogliamo integrare queste persone, certo, chi merita di stare qua, che sono la stragrande maggioranza, se abbiamo la possibilità di integrarli e dare a questi una prospettiva di vita. Allora, il tema è, al di là della speculazione, votatemi perché facciamo delle cose o perché non le facciamo, o magari abbiamo degli interessi. La questione delle cooperative di cui abbiamo parlato prima è una questione all'ordine del giorno oggi, è diventato un business, come accennava prima il sindaco. La gestione... non solo per le cooperative, direi anche per i politici. Per le cooperative da una parte e per i politici dall'altra, assolutamente. C'è gente che è andata in regione o a fare il consigliere comunale o l'amministratore che non avrebbe neanche appeso. Io credo che il tema è irrisolto perché non c'è la volontà di risolverlo, perché ci sono dei profitti per qualcuno. Da una parte dei profitti economici, dall'altra parte dei profitti politici. Quindi io voglio dire al governo Renzi, io domani mattina direi, chiedo scusa al governo Gentiloni, io direi domani mattina, ma scusate, o al legislatore, al Parlamento, certo, dalla Lega fino ai grillini, insomma, senza escludere nessuno, ma perché non fate una legge di espulsione dei delinquenti? Voglio dire, noi abbiamo l'apparato giudiziario delle forze dell'ordine e carcerario che si dedica per il... Masiro, posso tornare un attimo a un passaggio, semplice, no? Come prego. Lei ha fatto prima l'esempio dell'olio di oliva che costa tanto e di conseguenza questo è uno non di oliva, di semi, forse di semi, dalla bottiglia di olio che ha un costo... Ma come la farina, come tutto. Ma volevo dirle... lei vede questo come un elemento di sfruttamento? Assolutamente. E non potrebbe essere un elemento invece per far girare il commercio in quegli ambiti? Chiedo, non può essere un elemento per far girare il commercio se questo viene, o almeno assieme a questo cosa dovrebbe esserci per fare in modo che diventi un'opportunità il commercio, il movimento del denaro? Forse degli investimenti stranieri di un certo tipo? Allora, l'interesse delle multinazionali è duplice: aumentare i costi della vita, perché ne traggono un guadagno, e mantenere basso il salario, perché attraverso il salario loro hanno manodopera facile per poter come dire, sfruttare quelle aree, quelle nazioni e portare a casa materie prime. Di conseguenza, mantenere il debito in essere, che è enorme. Il debito dell'Africa nei confronti del resto del mondo è 50 volte il PIL, 100 volte il PIL, cioè voglio dire, l'Africa non riesce neanche a pagare gli interessi
finanziari, dei prestiti bancari che ha nei confronti dell'Occidente e dell'Oriente, e di conseguenza se non si affronta radicalmente questo primo problema che è fondamentale, noi avremo delle masse di persone sfruttate, portate pazienza, uno può essere di destra e sinistra e centro, ma quando è fame c'è bisogno di necessità, ecco, ma nel momento in cui si azzera il debito pubblico, nel momento in cui dovesse essere azzerato il debito pubblico, cosa succederebbe secondo lei? I governi avrebbero autonomia, come dire, i governi che vogliono risolvere i problemi delle nazioni avrebbero autonomia finanziaria, non dovrebbero pagare interessi, per far sì, quindi con quell'autonomia, di avere uno sviluppo socio-economico importante. Ma lei sa che in quei posti sarebbe ci sono un boom economico africano. Sì, ma lei sa che in quei posti ci sono anche da tempo controversie, lotte, guerre, sono paesi comunque... Le riserve auree della Costa d'Avorio, solo per dirti, sono detenute dal governo centrale francese. Finché questo è il problema, la Costa d'Avorio continuerà a indebitarsi. D'accordo, quello che voglio dire è eliminato il debito pubblico e dare l'autonomia ai governi legittima, comunque ci troviamo sempre in situazioni storiche di conflittualità, di guerre, ecco, non crede che questo comunque possa essere un elemento di scarsa crescita? La conflittualità del Centro Africa in particolare è, come dire, alimentata dai soldi delle multinazionali, perché comunque le grosse compagnie che hanno interessi economici finanziano i governi e li ribaltano quando non sono dalla loro parte. Quindi evidentemente il ragionamento che lei faceva sul aumentiamo la capacità commerciale di questi paesi è importante, ma va di per sé che si aumenta nel momento in cui il governo o quel paese non ha debito. Perché nel momento in cui il paese non ha debito ha la possibilità economica per aumentare le condizioni sociali della popolazione. E se invece io mantengo le condizioni sociali della popolazione in uno stato di fame, di miseria, di povertà e di rischio sanitario, evidentemente non avrò mai l'evoluzione di quel paese e lo posso sfruttare quanto voglio. Sia se sono un governante interno, sia se sono un governo occidentale. Il ragionamento della Francia che detiene la riserva aurea della Costa d'Avorio, del Burkina Faso, chiedo scusa, è un esempio. E quindi sia che sia un governante interno che sia un esterno, ho tutto l'interesse a mantenere questo tipo di sistema. No, tutto giusto quello che diceva il signore, condivido molte analisi, insomma, per quello che è il contesto africano attualmente, però vuol dire, pensiamo a centinaia di migliaia di ragazzi di 20-25 anni che in Italia o con contratti precari o perché vengono utilizzati come stagisti, lavorano per 200, 300, 400 euro al mese e fanno una vita senza nessun tipo di prospettiva. Cioè, pensiamo a questi ragazzi africani, benissimo, ma i nostri ragazzi cosa gli stiamo prospettando? Io non ho fatto un ragionamento di alternativa, mi scusi se ho interrotto. No, ma io... stiamo parlando di emigrazione, se vogliamo risolvere il problema dell'immigrazione dobbiamo risolverlo a casa nostra. Giustissimo, lo condivido. Dopodiché a casa nostra ci sono dei ragionamenti da fare più importanti. Sono perfettamente d'accordo su questo, però quando ci si accusa di dare un'analisi, un approccio politico alla questione dell'immigrazione, e viva Dio dovrebbe essere il compito della politica questo. C'è una visione delle cose, una visione del mondo, una visione della società. Evidentemente c'è da una parte che ha una visione dell'immigrazione, una teoria che è quella dell'apertura, dell'accoglienza a prescindere. Assolutamente senza no, è una visione della gestione, non della speculazione sul fattore immigrazione, allora, che c'è sempre stato, c'era in misura anche maggiore, ma viene fuori solo quando governa il centro-sinistra. Come la sicurezza. Tu prima hai fatto... È magneria elettorale. A me non me ne frega niente la campagna elettorale, perché siamo un comitato cittadini e non ci presentiamo alle elezioni. Vedremo se non vi candiderete. Non ce ne frega. Togliamo la politica. Solo un piccolo... No, ma io voglio proprio da cittadini qual è il problema che vi vedo. Io lascio che la gente si candidi, non c'è mica problema. Il problema non capisco perché faccia questo nesso, che è poi un nesso
perdente. Per quelli che ci speculano, sì. No, Allora, però, le cooperative, lo che Stato, sono politici. lo Stato, le cooperative. Così come ricordiamoci Allora, che io volevo invece il parlare di un'altra 95% cosa, di quello che si spende per l'immigrazione torna effettivamente a noi italiani, nel senso che con quei soldi lì lavorano operatori sociali italiani, giovani, che sennò sarebbero disoccupati, educatori, psicologi, eccetera, lavorano le persone che affittano le case. A Padova abbiamo 8.000 appartamenti sfitti, sarebbero di più se non ci fossero quei 400-500 che sono, cioè voglio dire, lavorano i casolini, perché dei 34-35 euro al giorno che lo Stato spende per accogliere un richiedente protezione internazionale, 32,5 rimangono sulla gestione e 2,5 euro vengono date in tasca alla persona. E poi c'era un'altra cosa che la signora non mi ha lasciato dire, che è la differenza tra il profugo corretto e il titolare di protezione internazionale. Perché quando uno arriva da un barcone, non è che lo riconosci dal colore degli occhi se è un migrante economico o se è un possibile titolare di protezione internazionale. I barconi non devono arrivare. Voi, i barconi arrivavano più di adesso, non si può. avete fatto una sanatoria da 700.000 persone. Ci vogliono 12 anni di invasione come nel 2014, come la sanatoria che avete fatto nel 2002. Voi vi accorgete che c'è il problema immigrazione solamente quando governa il centro-sinistra. Quando governate voi ne fate entrare 600.000 in 2 io chiudo la trasmissione allora, perché non si capisce Benedetta, niente. o parliamo uno alla volta oppure non parli nessuno e io, questo è chiaro, no? Sì. Non è possibile, voglio finire il concetto. Velocissimo, Mariella Mazzetto, per cortesia, facciamo no, al contrario, tutte le volte che parlo mi dai sulla voce. Allora, posso un attimo? Un secondo perché siamo in chiusura. Avrei parlato un minuto e mezzo se non mi interrompesse. Lo facciamo finire che io devo chiudere la trasmissione, grazie. La differenza tra il profugo e il richiedente è quello che ci dice in generale sia l'ONU che l'Europa, eccetera, che hanno accettato tutti i governi finora, è sostanzialmente il fatto che tu, prima di decidere, di sapere se quella persona va respinta oppure va accolta, devi fargli un percorso di commissione, che è stato enormemente sveltito rispetto al 2011. Però siamo lenti ugualmente, siamo lentissimi. Un attimo, Mariella Mazzetto. Bastava non bombardare la Libia, adesso abbiamo una porta. Allora, fermi là che siamo... Tuminetti, Alex, Cioni... l'ha fatto però, fermi lì perché battuta di chiusura un secondo perché io devo poi chiudo con che cosa? Silenzio. Che cosa deve dire? Volevo ma io intanto perché non può tacere un momento perché è una cosa indecente. Basta. Possiamo fare. Volevo dire una cosa all'imprenditore, una cosa indecente. Lui è venuto qui a fare una campagna elettorale. Che cosa deve dire per il PD? Per piacere, Mariella Mazzetto, siamo in chiusura. Volevo dire una cosa all'imprenditore per il fatto che la maggior parte dei delinquenti sono di estrazione non italiana, anche se ci sono italiani, e noi le manteniamo in nostra casa. Vabbè, Lei sa, mi lasci finire, che la faccenda della Romania, li abbiamo mandati indietro in casa loro in Romania e loro ce li hanno rimandati. Tra l'altro non esistono rapporti di equivalenza fra stati in maniera di solidarietà fra stati. E sono stata in alcune trasmissioni televisive e li abbiamo visti, uno in modo particolare rumeno che era stato mandato via dalla città di Venezia ed è ritornato. Vabbè, e vedi che le regole non esistono, siamo una giungla ed è la regola più forte. Finché questi non vanno a casa, questo governo deve andare a casa. Con la missione che hanno dentro il PD, devono andare a casa. Devono andare a casa e quando ci guadagneranno il posto potranno esserci. È entrato durante i Maroni e l'avete messo in carcere durante alla testa volta all'indietro, si vergogni, si svegli, apri gli occhi. Siamo pieni di clandestini. Raccontete frottole dall'inizio alla fine. Martellato in chiusura. Smettete di raccontare balle. Mariella Mazzetto, siamo in chiusura. I problemi vanno risolti. I problemi vanno risolti. Mariella Mazzetto, per cortesia.
possiamo dare la parola cortesemente, gentilmente? No, basta. Un governo che vuole fare i centri di espulsione, voi che giocate con. Tuminetti, basta. Ecco, non so i telespettatori di queste beghe cosa può interessare, o dei numeri, o ai telespettatori penso che interessi la sicurezza del proprio territorio e fidarsi del proprio amministratore, qualsiasi colore esso sia, perché ci deve essere un continuo rapporto tra cittadino e amministratore su questa tematica soprattutto, una tematica importante, e l'amministratore deve garantire che se gestisce indirettamente questi flussi migratori nel proprio territorio deve avere tutte le sicurezze possibili, sia dalla cooperativa che li gestisce, che non deve essere una cooperativa fatta esclusivamente per scopo di lucro, per prendere i 35 euro, ma deve essere una cooperativa fatta con quel fine, quello di aiutare, primo, ma e dalla prefettura, e soprattutto anche dal governo, perché l'amministratore il legislatore non può cambiare le regole ogni anno e poi scaricare ai comuni e agli amministratori dei comuni questi problemi, perché dopo alla fine restano nel territorio. Chiarissimo. Cosa ne sì, Elena, solo due, velocissimo. Io credo che il problema, ovviamente abbiamo detto, è nazionale, bisogna aiutare le persone nel loro paese. Io userei un termine diverso dall'accoglienza diffusa, userei un termine di accoglienza polverizzata. Che però perché no, polverizzata dà l'idea anche al cittadino di un qualcosa di meno, perché il fastidio è quando vedi, insomma, tutte le problematiche, quando ci sono 50-60 persone tutte insieme, ma se si lavora in maniera polverizzata, io credo è anche più facile l'inserimento e l'accoglienza. Allora ci sarebbe qua da aprire un dibattito anche su questo, fattibilità o meno, però non abbiamo proprio più il tempo. Io vi devo ringraziare di essere intervenuti qui con noi. I telespettatori di averci seguito l'ex Brandina, ci fosse stato un altro sindaco, poi andiamo a quinto piano. avete fatto campagna elettorale sulla Brandina.